Non è la prima volta che il piccolo di 5 mesi finiva in ospedale. Già quest'estate, a poche settimane di vita, era finito in pronto soccorso a Vicenza. Il suo quadro clinico migliorava e poi subito precipitava nuovamente fino all'ultimo ricovero a Padova, quando le ferite al cavo orale hanno insospettito i medici della pediatria, che hanno subito allertato la polizia. In pochi mesi di vita aveva sperimentato maltrattamenti in più occasioni da parte del padre. Ora il 22enne vicentino, arrestato in flagranza mentre seviziava il figlio ricoverato in ospedale, dovrà rispondere anche di altri possibili maltrattamenti avvenuti in passato, e il sospetto è che possa aver picchiato il figlio. Adesso si stanno rivalutando anche investigativamente per capire meglio quando sono iniziate queste sevizie, queste condotte. È una storia purtroppo triste e dai contorni appunto sconvolgenti. Il bimbo di 5 mesi, ancora ricoverato in terapia intensiva, sono state infatti riscontrate anche lesioni agli organi interni, oltre a quelle del cavo orale, che avevano insospettito i medici al momento del ricovero. Il bambino sta proseguendo il suo percorso di cura nel migliore dei modi possibili. Sarà un percorso di cura lungo, ma insomma, come abbiamo dimostrato in altre occasioni, noi pensiamo di, riportare il bimbo ad una situazione di una normalità la migliore possibile. In una situazione così drammatica e sconvolgente, rincuora il fatto che il piccolo stia migliorando giorno dopo giorno e potrebbe presto uscire dal reparto intensivo. Il papà è stato arrestato mentre lo seviziava nella culletta nella stanza di ospedale. I medici si erano accorti che il bambino, nonostante le cure, continuava a peggiorare, soprattutto dopo essere stato con il papà. Sembra che la mamma, appena ventenne, sia estranea ai fatti, da chiarire ora se anche il figlio più grande della coppia, che ha 3 anni, abbia subito violenze. Il papà, interrogato dal magistrato, non ha fornito spiegazioni.